Allora, oggi all'Hot Corner abbiamo qui Salvo Spoto. Ciao Salvo, come stai? Ciao Andrea, bene? Perché a Benevento Salvo Spoto? Perché porta un progetto molto affascinante con Sua Maestà Bruno Barbieri, che racconta, si chiama Sosia e vite degli altri, che raccontacelo tu Salvo, perché è un'idea molto particolare. Praticamente è un docufilm che racconta la storia di alcune persone che vivono queste forti somiglianze, no? Dette sosia, come se fossero dei cloni, no? E nel docufilm raccontiamo la storia, praticamente è su due livelli, raccontiamo la storia del rapporto che ha lo chef Bruno Barbieri con il suo sosia, che inizialmente diciamo che è una situazione anche abbastanza divertente, perché questo sosia inizia a scroccare delle scene nei ristoranti Esatto. spacciandosi per Bruno Barbieri, Firmando il libro, sì, no? con una tecnica tutta sua Tecnica e anche non male però. no, azzeccata. Però poi andando avanti questo sosia non si ferma solo a questo e inizia a entrare, diciamo, a gamba tesa sulla vita dello chef Barbieri, e questa cosa qua provoca comunque stati un po' d'ansia. Esatto, ma qual è stata l'idea iniziale? Cioè, quando è che ti è venuto in mente che potevate fare questo? Allora, nel 2018 io lavoro per lo chef Barbieri da 7 anni, 7-8 anni. Abbiamo fatto un viaggio in Giappone per lavoro nel 2018 e ci eravamo soffermati in maniera banale sul fatto che per noi occidentali gli orientali fossero tutti uguali, no? Esatto. Tra virgolette, tipo uno è sosia dell'altro. Sappiamo anche che in realtà si dice anche al contrario, diciamo gli I orientali, caucasici sono sì. tutti uguali, esatto. È rimasta lì quell'idea. Poi durante la pandemia abbiamo praticamente ripensato a quel viaggio e a questa cosa che ci eravamo detti, e abbiamo cominciato a fare. Ho fatto un semplice post su Facebook che ancora c'è, ad agosto dell'anno scorso, dove cercavo dei sosia. Ho visto che questo post, nonostante io non abbia tanti amici sui social, aveva veramente Ha preso spopolato. piede. Sì, cominciarono a scrivermi su Messenger, WhatsApp, qualcuno che mi conosceva mi facevano delle segnalazioni. Lì capì che effettivamente era un argomento che apparentemente anni 80, ma che Sì. poteva essere raccontato magari in maniera moderna, ma anche perché eravamo a conoscenza di questo sosia di Barbieri. Perciò a quel punto ho cercato di Mescolare. unire le due cose, ed è nato Sosia, la vita degli altri, girato in pandemia. Rapporto one to one, alcune interviste le abbiamo fatte un po' da remoto, in videochiamata. Ma ispirazioni? C'hai qualcosa che avevi visto, qualche docufilm che... Perché mm, tu già avevi girato un film che era Cimena. io ne ho girati praticamente due mediometraggi come questo. Ok, questo dura un'ora, diciamo. Questo dura un'ora. Avevo girato Fuitina, Fuga d'amore, che era praticamente, ho voluto raccontare le diverse sfaccettature della fuitina siciliana, essendo io siciliano. C'era anche Nino Frassica come attore, Vero. Mario Venuti, e questo, diciamo, è stato il primo lavoro che ho fatto nel 2015. Poi ho fatto Cimena, il mio primo film postumo, che racconta appunto la storia di un filmmaker che perde la vita durante la fase di ricerca del suo film. E poi vengono sviluppati, attraverso le interviste si racconta un po' la storia di questo filmmaker. E poi arriva Sosia, e sono felice perché questo lavoro l'ho pensato, l'ho montato durante la pandemia, e non sono sceso a compromessi rispetto agli altri, che invece mi ero appoggiato a altri direttori della fotografia, o l'avevo firmato insieme ad altre persone. Certo. Senti, Sosia viene premiato qui a Benevento al Festival Cinema e Televisione, poi quando lo vedremo? C'è una data d'uscita? State pianificando un'uscita in particolare? Allora, in questo momento non c'è pianificata un'uscita. Siamo felici perché questa effettivamente è la prima proiezione Pubblica. la prima proiezione pubblica, ma già sta riscuotendo, diciamo, un buon interesse. Siamo felici di questo. So che l'hai visto anche tu. No, c'è già il bollino di garanzia di Hot Corner, non quindi lo sapevo. Grazie. sì, Sosia Grazie. c'è già il bollino di garanzia, l'ho detto a Barbieri, quindi E poi il nostro appoggio c'è. Grazie. E poi sono felice che venga presentato qui a Benevento, perché è una persona che mi ha aiutato dal primo momento su questo progetto, anche stimolandomi, ma anche proprio tecnicamente, perché ha curato poi la post-produzione e la color, e di Benevento, che è Peo Fallarino, che da 10 anni vive a Milano, che ha un'azienda appunto di videomaker, di produzione grafica, ed è di Benevento, perciò E quindi allora il viaggio siamo parte da felicissimi, Benevento siamo e felicissimi. che dirti Salvo, buon viaggio, allora, lunga vita a Grazie. Sosia e alle vite degli altri. Grazie. Salvo Spot all'Hot Corner, Ciao. grazie mille. Ciao Andrea, grazie mille.